Al termine dell'assemblea dei sindaci è stato costituito il nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda idrica dei comuni di Agrigento. Si tratta di Settimio Cantone, nominato presidente del CDA, di Nuccio Sapia e Carmelina Russello in qualità di componenti. In merito abbiamo sentito il presidente dell'assemblea dei sindaci, Alfonso Provvidenza. Ma la mia considerazione principale è quella che finalmente abbiamo un consiglio di amministrazione, quindi un consiglio che è stato eletto dai sindaci, e quindi il fatto di avere finalmente nella composizione, così come prevista dallo statuto, un organo di 3 componenti è sicuramente fondamentale per il proseguo dell'attività dell'azienda. Ora naturalmente ci auguriamo che quanto prima si ci metta al lavoro per raggiungere tutti gli obiettivi che sono previsti nei nostri piani strategici. Ci può essere finalmente una tranquillità, tra virgolette, politica, essendo rappresentato, diciamo, le varie componenti politiche agrigentine? Ma i sindaci hanno fatto delle scelte che mi sembrano abbastanza chiare. Quindi speriamo naturalmente che ci sia la serenità che la nostra provincia merita. Ora abbiamo un secondo passaggio, che è quello del controllo delle autodichiarazioni, perché 3 componenti hanno naturalmente reso delle autodichiarazioni al fine di verificare l'assenza di incompatibilità e di inconferibilità. Da una prima lettura sembra che non ci siano problemi legati all'inconferibilità. Per quanto riguarda invece le incompatibilità, ci sono degli accertamenti come si stanno acquisendo tutti gli elementi utili, e quindi poi, una volta verificate l'inesistenza di cause di incompatibilità o la rimozione delle stesse, qualora presenti entro un congruo termine, così come previsto dalla legge, poi si passerà all'insediamento del Consiglio. Sulla nuova rete idrica ad Agrigento che novità ci sono, se ci sono, Presidente? Ma sulla rete aspettiamo con ansia, veramente con trepidazione, che possano essere espletate quanto prima le procedure di gara, perché la rete di Agrigento per noi rappresenta un fiore all'occhiello alla gestione di AICA, quindi mi auguro e mi aspetto notizie di certezza e di concretezza da parte degli uffici nel brevissimo, e dal Comune di Agrigento naturalmente, nel brevissimo periodo.